Presentato nella suggestiva corte dell'Accademia delle Belle Arti Michelangelo di Agrigento, il libro di Paolo Aquilanti, edito da Sellerio, sul caso Bontempelli. Alla presentazione presenti il professor Beniamino Biondi, Paolo Giansiracusa e Alessandro Pagano. Il libro, edito da Sellerio sul caso Bontempelli, parla dello scrittore nel contesto delle ipocrisie e dei cambi di passo della cultura italiana subito dopo il fascismo. L'evento è stato moderato da Elisa Cusumano, presente anche il professor Alfredo Prado, patron dell'Accademia Belle Arti Michelangelo. Intanto l'Accademia è sempre prodiga di iniziative e meno male che esiste, perché i nostri territori hanno bisogno di un centro pulsore di buona cultura e capace di sapere anche interpretare i fenomeni. Questo caso è interessante perché, intanto perché lo presenta Paolo Aquilanti, che è consigliere di Stato e segretario generale a Palazzo Chigi più volte, profondo conoscitore della realtà del Senato, perché viene lì, nasce come consigliere al Senato. E poi il dato che un po' rende assolutamente felici di parlare di questo argomento è perché narra di un caso esplicito, cioè di un senatore della Repubblica eletto, ma un anno e mezzo dopo la sua elezione sostanzialmente è estraniato dal ruolo istituzionale, perché ci fu un ricorso promosso dagli stessi soggetti del suo partito, lo accusarono di essere fascista. Eletto nelle file dell'allora Fronte Democratico, sostanzialmente il partito comunista di allora, proprio per questo, nonostante fosse eletto in quel contesto, quindi con una provenienza culturale di un certo tipo, fu accusato di essere fascista, perché aveva scritto da intellettuale un libro che ovviamente aveva prodotto delle problematiche a livello appunto di dialettica. Il caso in quanto tale serve per parlare di politica, per spiegare che cos'è la politica con la P maiuscola, il livello culturale che esisteva in quei tempi, certamente superiore a quello attuale, la capacità di sapere discernere i fenomeni e poi tutto sommato anche di sapere comprendere perfettamente come i processi democratici, come la democrazia del nostro Paese è fortemente legata a quella che è la realtà istituzionale per eccellenza, cioè il Parlamento. Il Parlamento che magari certe volte può anche sbagliare, come nel caso specifico io ritengo sbagliò, perché ci fu un'interpretazione certamente troppo rigorosa e assolutamente non consona ai tempi. Però il dato di fatto è che è il luogo dove si sviluppa la democrazia, dove tesi e controtesi si confrontano e poi ovviamente viene fuori il risultato. In quel caso Bontempelli non fu estraniato dal Parlamento, fu espulso, usiamo un termine calcistico oggi. I fatti a distanza di anni dimostrano che aveva ragione, rimane il dato di fatto che l'agorà dove maggior si parla e dove si deve parlare di politica rimane sempre il Parlamento. Lunga vita ai Parlamenti, quando esistono vuol dire che c'è democrazia. Il realismo magico in realtà è la formula che ha inventato proprio Bontempelli, che poi ha avuto una grandissima fortuna nella letteratura non solo italiana ma nella letteratura mondiale. Pensiamo a Gabriel García Márquez e Cent'anni di solitudine, poi ancora Isabel Allende, fino al grande Borges, che personalmente riconobbe in Bontempelli il capostipite di questa corrente letteraria, di questo stile di scrittura, che peraltro è comune anche alla sua compagna Paola Masina, la compagna di Bontempelli, che fu legata a lui per gran parte della loro vita e che era a sua volta una scrittrice di straordinario talento. Scrisse pochi libri, ma tra questi un capolavoro poco conosciuto ma sicuramente importante, intitolato Nascita e morte della Massaia, che è proprio forse un manifesto del realismo magico, questa combinazione di elementi della cruda realtà, tanto che quando uscì, che si era ancora nella parte finale dell'esperienza fascista, fu giudicato cinico e disfattista e le fu imposto dalla censura di modificare alcuni nomi, di non chiamare maresciallo il maresciallo, cioè di fare. E quindi però questa combinazione di immaginazione e di realismo, questo impasto è così originale che, benché probabilmente, anzi certamente, né Bontempelli né Lamasino
siano tra gli autori più celebrati in Italia e più conosciuti. La loro semina ha prodotto frutti importanti addirittura a livello mondiale, in particolare nella letteratura sudamericana. Bontempelli anche, frequentava il salotto romano, sì. C'è anche una sorta di duello che è successo. Sì, con Ungaretti successe, addirittura a me sono state mandate da un amico le fotografie, un caso rarissimo, di questo duello alla spada che si svolse nel giardino della casa romana di Pirandello sulla via Nomentana, dopo un alterco al Caffè Aragno, che allora era il ritrovo dell'intellettualità romana, via del Corso, vicino alla Camera dei Deputati. Adesso è diventato un Apple Store dopo una lunga chiusura, dove vennero alle mani Ungaretti e Bontempelli per una diatriba letteraria su uno scambio di accuse e di critiche reciproche sul giornale Il Tevere. Si presero a male parole e anche a ceffoni al Caffè Aragno e qualcuno uno dei due sfidò l'altro a duello e fecero il duello, cioè si incontrarono come si conviene all'alba nel giardino di casa Pirandello. Padrino di Bontempelli del duello era il figlio di D'Annunzio, Gabriellino D'Annunzio, e non so se si dice esattamente così, ma comunque arbitro della disputa era il più grande maestro di scherma Gesilao Greco, che era pure lui siciliano, quindi tutto poi torna. E la cosa ovviamente si risolse in modo quasi scherzoso, perché Bontempelli procurò una leggerissima ferita di 3 centimetri a un braccio di Ungaretti e poi fecero pace. Però per dire qual era un po' il clima di allora, no? Ecco. Che tipo di messaggio lancia questo libro a chi lo legge, in particolare verso i giovani? Guardi, io avevo proposto all'editore, che come sapete anche è un editore molto importante siciliano, Sellerio, di intitolare il libro Oggi, per 3 motivi: perché Oggi è il titolo dell'antologia per le scuole medie che curò Bontempelli e che gli procurò questa accusa da cui nacque poi la sua espulsione dal Senato. Oggi si riferisce al racconto che sviluppo in questo libro, cioè di una sola giornata, dalla mattina alla sera, il 2 febbraio 1950, raccontato al tempo presente, e oggi l'avrei scelto anche perché ci sono riferimenti all'attualità, all'oggi. Poi l'editore ha preferito un titolo più evocativo del personaggio, perché oggi ovviamente, per chi non sa tutto questo, è un titolo che non dice molto, però ecco, questo per dire che io ho sicuramente dato un'impronta a questo racconto, pur rimanendo fedele agli avvenimenti dell'epoca, ai documenti, alcuni dei quali sono, ci tengo a dirlo, documenti inediti, perché quando io ho lavorato a questo libro nel 2020 erano trascorsi giusto 70 anni dai fatti, e quindi dopo 70 anni, come è noto, gli atti segreti diventano pubblici, e siccome la gran parte dei lavori sul caso Bontempelli al Senato erano stati svolti dalla Giunta per le elezioni in seduta segreta, ho potuto conoscere sostanzialmente io per primo, perché nessun altro se n'era occupato, anche documenti che non erano stati mai resi noti a nessuno perché erano stati segreti. Ma si ricava da questa vicenda molto sull'attualità, il fatto che nella politica contano molto le posizioni di schieramento, ma contano anche, forse a volte di più, le relazioni personali, quelle positive di amicizia e quelle negative di avversione o di semplice antipatia, soprattutto quando si vota col voto segreto, dove ciascuno può dare sfogo liberamente a tutte le proprie motivazioni. Conta la collocazione politica del proprio partito, ma conta anche il calcolo del partito sulla convenienza o lo svantaggio degli altri, o addirittura, come si vede anche oggi, contano le dinamiche anche conflittuali interne a ciascun partito. Dal computo dei voti, il voto segreto, si capisce chiaramente che sono mancati a Bontempelli voti del proprio partito, tanto che io poi ho documentato, non l'ho scritto lì perché sarebbero dati anche fin troppo, come dire, di dettaglio, ma li ho con me e li serbo in memoria dagli atti parlamentari. C'è una nutrita serie di senatori comunisti che intanto non parteciparono al voto, che se avessero partecipato avrebbero ribaltato l'esito. Tra quelli che hanno votato non si può escludere, anzi quasi è molto, molto probabile,
che alcuni abbiano votato contro di lui, se non altro perché la persona destinata a subentrargli al Senato, che era a sua volta comunista in ragione delle regole elettorali, diciamo che era molto più comunista di lui, perché era Felice Platone, un intellettuale molto vicino a Togliatti, il curatore della prima edizione dei Quaderni del carcere di Gramsci, edita nel 1948, 2 anni prima, e sicuramente uno che si poteva definire intellettuale organico, mentre nessuno come Bontempelli si sarebbe potuto definire un irregolare come intellettuale per la sua originalità di pensiero. Se pensate che lui fondò la sua prima rivista letteraria, Novecento, e pubblicava in lingua francese in pieno fascismo, quando il culto della lingua nazionale era allo zenit, quindi fu un anticonformista sempre, durante il fascismo e anche dopo.